Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. E oggi come oggi sono forme di promozione prestigiose queste, perché comunque calcolando che questo è un periodo storico in cui è molto complicato riuscire a far sentire la propria voce a livello artistico, e per fortuna la creatività appunto non va mai in crisi, e quindi noi continuiamo a produrre sotto questo aspetto, e speriamo che queste occasioni insomma aumentino, anche se Musicultura effettivamente rimarrà, credo, a mio avviso, ma non soltanto a mio avviso, una delle manifestazioni più gratificanti per un artista, per una serie di validi motivi, per il fatto che l'artista viene messo a proprio agio, all'artista viene data una dignità che lo gratifica effettivamente, si confronta con una commissione artistica di altissimi livelli che mette a nudo fondamentalmente l'artista in maniera costruttiva. E lo fa crescere, non si finisce mai di crescere e di capire tante cose, di migliorarsi e di alimentare quindi appunto la propria creatività. Il fatto che il brano venga poi diffuso venga diffuso in radio a livello nazionale rappresenta per noi una grande possibilità, anche soltanto a livello di soddisfazione personale, a prescindere poi dal tornaconto che potrebbe derivarne, che speriamo che ci arrivi. Chiaramente saremmo falsi a non ammettere che chiaramente ci auguriamo che molta gente possa apprezzare quello che stiamo facendo. Parlare di sé equivale a discorrere di un nessuno come tanti, ad un nessuno come te. Parlare con sé, significare l'ansionarsi con una parte che compone il tuo nessuno, che sta già litigando con un'altra parte che lo compone, la quale a sua volta inizia a consumare la sua vendetta, la quale a sua volta, la quale a sua volta, la quale a sua volta. Parlare di sé equivale a discorrere di un nessuno come tanti, ad un nessuno come te. Parlare di sé, ma scomparirai, poi ti confronterai, riapparirai se ti concederai in dono. Parlare di sé, oltre le presunzioni, avulse convinzioni, alterazioni di una via maestra. Parlare di sé, ma scomparirai, poi ti confronterai, riapparirai se ti concederai in dono. Parlare di sé, oltre le presunzioni, avulse convinzioni, alterazioni di una via esatta. Frantumazioni dell'identità con conseguente complesso di personalità, valutazioni di ragitazione in prigione, abnegazione come dedizione, conseguente ritrovo di gratificazione. Parlare di sé, ma scomparirai, poi ti confronterai, riapparirai se ti concederai in dono. Parlare di sé, tra le presunzioni, avulse convinzioni, alterazioni di una via maestra. Parlare di sé, ma scomparirai, poi ti confronterai, riapparirai se ti concederai in dono. Parlare di sé, tra le presunzioni, avulse convinzioni, alterazioni
parte di me.